Vai. 2. Che queste devi fare tantissimo. Poi ti faccio vedere anche tu. Una mano sola col pallone anche più piccolo. E il polso. Andiamo di schifezza col polso. Così guardano. Da dietro. Da dietro, sulla faccia un po'. Con un altro giro così. Destro, sinistro, pigliaci uno che piccole cose fanno grandi differenze. Dai. Dai. Spingi bene. Spingi. 1. Vedete? Facci il polso, deve essere un violino. Dai. Ok. Fermo Riccardo, fermo. Dai, vediamolo fino in fondo. Ok, vai. Non ti appoggiare, spalle e lo finisci. Non ti appoggiare, se no non vai in sostegno. Ok, sempre un in mano, ancora un giro di Luca. Vai. Quindi mi piace anche così, sponda bene anche così, perché vai verso il pallone. Ok, vai. Fissami. Ok, dai. Facciamo le spalle, però la palla non perde fuoco. Faccia bene stesso. Non piantare i piedi, continua a correre. Non male, bravo Luca. Le aperture questi passaggi, dai. Non piantare i piedi. Continua a correre e tira il passaggio. Ok, lo rifacciamo. Quindi correre. Avanti, respiri. 1 e 2. Ok, aspettate loro, tira che mi. 1, 2, attacca. Non ti tira male, ok, tempo. 1, 2, tira. Troppo statico, ok, vicino. Scegli te. Di qua, vieni, 1. Ok, via, larghezza Riccardo, fallo tirare. 1, 2, non male, vieni. Ok, a Riccardo ancora, 1, 2, 3, ok, mi fai a destra, guardate qui, ancora un po' più dinamico l'esercizio, perché giustamente sei molto centrato sulla parte esecutiva, quindi ho poco cambiamento. Cerca di farla più omogenea possibile, ce l'hai, gioca, ok, è l'impugnatura che ancora ti viene, non ti preoccupare, l'importante è che palle e gambe lavorano, Riccardo, fallo tranquillo, vai, entra, allora, non è male, ma ti sei alzato subito, da qui hai alzato il culo, no, io voglio da qui e fai qui, perché così se rimani con le spalle parallele, le gambe vanno verso, d'accordo? Ancora, destra, vai, 2, ok, buono, vieni, brava che è larghissimo, tutte e due le mani, fallo attaccare al racco, tiralo, hai visto? Vedi se lo appoggi giusto, bravo. Se la prende 1, 2, non è male perché c'ha le spalle forti, ma guarda le gambe com'eri, seduto invece, cambia la vita, se no qui è solo polso la palla va più là, e siamo molto più attivi, sono le gambe che fanno il passaggio, dai, ancora, più fluido, fallo attaccare, 1, 2, guarda dov'è il piede d'appoggio, ferma, e come fai a fare passaggio così? Mi rompe i coglioni. Allora, lavorare sui polmoni, una vita da mediano, con i compiti precisi, a coprire certe zone, a giocare generosi, sempre lì nel mezzo, finché ce n'hai.